Ciao a tutti, anche questo appuntamento con grande piacere dedicato a aneddoti, curiosità e retroscena della vita di Massimo Ranieri, o meglio delle canzoni di Massimo Ranieri. In particolar modo in questa giornata vi racconterò la storia di Perdere l'amore. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al mio canale dove potrete scoprire, oltre che quello che vi racconterò oggi, altri aneddoti e storie, retroscena delle canzoni della vita di Massimo Ranieri e retroscena, storie, aneddoti e curiosità delle canzoni napoletane. Io mi chiamo Mario Conte, sono un cantante, come sapete da oltre 30 anni canto le canzoni di Massimo Ranieri, appunto, e le canzoni napoletane. Se volete eventualmente darmi qualche suggerimento, qualche commento, sarà soltanto ben accetto, perché magari non sono infallibile, quindi tante cose può darsi che mi siano magari sfuggite, quindi sono ben accetti i vostri suggerimenti, i vostri commenti e soprattutto grazie per l'attenzione che darete a questo mio incontro di quest'oggi. Dunque, parliamo oggi di Perdere l'amore, una canzone che è stata definita una delle più belle melodie delle canzoni italiane. Pensate che questa canzone viene presentata e seguite in Italia dopo Volare. Non c'è una festa di piazza, un concerto, un matrimonio, una comunione, una manifestazione, una serata in qualche locale che non sia presente questa canzone. È cosiddetta una canzone iconica, bellissima. Ma come nasce? Marocchi e Artigiani. Giampiero Artigiani è l'autore della musica e del testo, e Marocchi anche lui del testo. Marocchi e Artigiani sono quindi gli autori di questa canzone, che la presentarono nel 1987 al Festival di Sanremo. Questa canzone fu subito, per la sua bellezza e la sua magia, accaparrata dal noto cantante Gianni Nazzaro. Purtroppo in quell'anno la commissione selezionatrice definì questa canzone troppo teatrale, troppo drammatica per quegli anni, e si cercavano canzoni con ritmi e sonorità più moderne, insomma, quindi fu bocciata. Lo sconforto di Artigiani fu tantissimo, perché lui credeva tantissimo in questa canzone e naturalmente, chiaramente a testa bassa, Perdere l'amore a Sanremo nel 1987 non c'è mai arrivata. Il caso ha voluto che negli anni Massimo Ranieri, impegnatissimo anzi dire a teatro con Rinaldo Incampo di Carina e Giovannini, e impegnato anche con Maurizio Scaparro, un altro grande regista teatrale con cui lui aveva già fatto negli anni precedenti commedie come Varietà, Pulcinella, era impegnatissimo. E in Rinaldo Incampo, in quegli anni, 1987, una delle ballerine dello spettacolo di Rinaldo Incampo aveva una relazione, la fidanzata probabilmente, di Giampiero Artigiani, il quale, approfittando di questa conoscenza, propose a questa ragazza se era possibile parlare col maestro, con Massimo Ranieri, di poter impegnare la sua voce in qualche sua bella canzone. Tutte le canzoni lui pensava, a meno che Perdere l'amore naturalmente, perché quella era stata scartata l'anno precedente, quindi lui neanche ci pensava. E Massimo Ranieri, che ormai era dal 1972-73 che non si dedicava più alle canzoni ma soltanto al teatro, manco a parlarne di avere un contatto o un incontro con quest'autore, ragion per cui si rifiutò categoricamente inizialmente, ma poi, data l'insistenza della ragazza, Giampiero Artigiani era un noto cantautore ma molto, molto giovane, alle prime armi, con le sue insistenze riuscì ad avere comunque un contatto con Massimo Ranieri. Fu talmente insistente che lo stesso cantante alla fine accettò questo appuntamento. Benissimo, Giampiero Artigiani si è presentato a Roma una mattina con una valigia con degli spartiti all'interno ed è entrato accolto con cordialità classica di noi napoletani da Massimo Ranieri, e gli disse: vabbè, fammi ascoltare queste canzoni. Gli fece ascoltare varie canzoni, una delle quali si chiamava Pierina, bellissima canzone. Un'altra canzone meravigliosa era il titolo che adesso non mi sovviene, che ha a che fare con il mare, comunque è una canzone bellissima, e Massimo Ranieri ritenne che erano belle. Tra le tante
lui, il ragazzo Gianpiero Artigiani, si appoggiò al pianoforte e poi gli fece ascoltare anche, diciamo, un po' di note di una canzone, Perdere l'amore. Tra tutte le canzoni Massimo Ranieri aveva scelto, disse: va bene, accetto di darti una mano, cercherò di parlare con il regista Carino Giovannini che mi lasciano libero almeno 2 giorni, vengo a cantare e poi torno a teatro. E scelse la canzone Pierina, che è una canzone destinata al Festival di Sanremo. Ma nel momento in cui Gianpiero Artigiani stava salutando e se lo stava congedando, sull'uscio proprio della porta Massimo Ranieri lo ha fermato dicendo: senti, perché non torni indietro, mi fai risentire quell'attacco di quell'altra canzone. Non era Pierina, bensì quelle famose 5 note che tutti conoscete, che sono iconiche proprio per la stessa canzone, quindi quelle 5 note di pianoforte che danno inizio al Perdere l'amore. E lui così, alla fine, all'ultimo momento, chiamò i discografici, chiamò la produzione e gli organizzatori del Festival di Sanremo, comunicò subito che i termini erano fine novembre, che bisognava chiaramente fare l'iscrizione della canzone. Lui disse che non avrebbe più cantato Pierina, che era stata scelta in un primo momento, bensì Perdere l'amore, pur sapendo che questa canzone era stata scartata nell'anno prima. Ebbene, poiché lo stesso artista la presentò al provino, la commissione selezionatrice cantata la mise al Festival di Sanremo. Il resto sembra che sia storia nota, ma forse non vi è nota una cosa, che Massimo Ranieri non solo diede un'interpretazione teatrale, drammatica alla canzone, ma conferì alla stessa canzone forza di ricevere, pensate un po', oltre 7.200.000 voti dal pubblico. Il secondo classificato, sapete chi era? Un grande artista, un grande Toto Cutugno, il quale naturalmente dovette soccombere con soltanto il secondo posto, pensate, 2.300.000 voti. Alla malinconia, emozioni, le mie canzoni che sfidano il tempo, i giorni neri spazzati dal vento, da quando tu sei qui che dormi al mio fianco. La canzone Perdere l'amore fu un trionfo e da quel momento Ranieri non l'ha mai promozionata, perché lui promozionava solo il teatro. La canzone è volata da sola, la canzone è andata di casa in casa, di locale in locale, di piazza in piazza, e ancora oggi, dopo 35 anni, questa canzone è cantata da tutti. È la storia di un uomo a una certa età, a un certo periodo della vita, si rende conto di quanto dolore può provocare la perdita di un amore importante, che magari non è stato, diciamo così, valutato bene, e quindi quando i capelli cominciano a diventare bianchi e quindi si arriva a una certa età, si fa un po' un resoconto, un bilancio della vita. Perdere l'amore dice: adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia. È un modo come un altro per dire: il mio dolore lo devo affrontare da solo, che ho bisogno di riflettere su ciò che è accaduto, su ciò che è stato, per dare ancora un significato ancora più profondo a un amore che è andato. Perdere l'amore è la canzone che nel 1988 vinse il primo posto al Festival di Sanremo, e ancora oggi, dopo tanti anni, Massimo Ranieri naturalmente la definisce come un treno che ha viaggiato da solo, probabilmente senza neanche il manovratore, perché è talmente bella la canzone che oggi, ancora oggi, tutti la cantano. Questo è quanto è accaduto a Perdere l'amore, e vi ringrazio per l'attenzione, e ancora una volta vi invito a commentare, a scrivermi qualche consiglio, e sono i vostri pensieri su questi aneddoti che vi sto raccontando su queste canzoni, in particolar modo su Perdere l'amore. Ciao a tutti!